Mister Bisoli è arrivata una sconfitta, la prima domanda, cosa non ha funzionato secondo lei? I primi 45 minuti abbiamo giocato sotto ritmo, adattandoci al loro gioco, che non volevamo mai giocare la palla in grande velocità, e abbiamo preso 2 gol con 2 tiri in porta. Il nostro portiere non si è neanche sporcato i guanti e mi viene da dire che allora qualcosa è mancato. Secondo tempo, se giochi così e non vinci la partita, nessuno ti può dire niente. Hai creato una mole di gioco, hai fatto un gol bellissimo, ne avevi fatto un altro buono, secondo me c'era qualcosa dentro l'aria da rivedere, e quindi abbiamo sbagliato anche un'infinità di gol che potevano pareggiare la partita. Ma la squadra deve capire che se giochiamo ai ritmi degli altri noi non siamo buoni, noi dobbiamo giocare ai nostri ritmi, come abbiamo fatto il secondo tempo. Tambureggianti, sempre cambio gioco, sovrapposizioni continue, questo deve essere il nostro gioco. Il primo tempo non l'abbiamo fatto, quindi mi sono arrabbiato, e poi il secondo tempo gli ho detto bravi perché hanno giocato la partita. Questa sconfitta qui secondo me ci fa bene, perché ci fa capire che dobbiamo giocare noi come abbiamo fatto il primo tempo con la Sammarinese, ma non come il secondo tempo con la Sammarinese, cercando di dare il fianco come invece l'abbiamo dato il primo tempo quest'anno e questa sera, e quindi ci deve far capire che noi dobbiamo fare la corsa su di noi stessi, non dobbiamo preoccuparci degli altri, rispettandoli, ma sapendo che noi non dobbiamo adattarci a niente. Quindi è una buona sconfitta, ho visto la reazione giusta, una buona sconfitta che ci fa andare a Sant'Arcangelo con le antenne molto dritte, perché una partita sarà come questa. La fa più arrabbiare il primo tempo o le dà più speranza alla ripresa, quindi dopo questa sua analisi? No, mi fa arrabbiare il primo tempo, e hanno capito cosa vuol dire i nuovi quando si entra nel primo tempo con me, che non si fa quello che si deve fare. E mi dà tranquillità perché anche quelli che erano in panchina hanno capito che se giochiamo come sappiamo giocare possiamo vincere da tutti, perché il secondo tempo è finita 1-0 per noi, non ha mai passato la metà campo, quindi questo deve far capire. È vero che c'erano 11 giocatori che non avevano mai giocato insieme, è vero che c'erano 4 che erano 6 mesi e non giocavano, però non dobbiamo giocare a ritmi bassi, questo è il nostro marchio di fabbrica. Da questo punto di vista cosa ne pensa, anche se non andiamo a parlare dei singoli, della prestazione dei nuovi acquisti, soprattutto di chi appunto, come ha detto lei, come magari Bellemo e Sarno non giocavano una partita per così tanto tempo da molti mesi? Bellemo mi è piaciuto moltissimo il secondo tempo, ha fatto una buona partita. Quando ho giocato con Mediano 2 ha fatto una buona partita. Il primo tempo anche lui si è adattato ai ritmi nostri, ma non è nel suo DNA. Sarno deve capire che i ritmi qui in questo girone sono alti, quindi bisogna cercare subito di dare la palla via velocemente, perché sennò sei sempre raddoppiato, specialmente un giocatore delle sue qualità. E quindi dobbiamo avere un po' più di pazienza con lui, perché 6 mesi di non partite si vedono. Lanini si è levato la ruggine di dosso il primo tempo, lo stesso Iozzi, per me ha fatto un secondo tempo eccezionale. Lui deve fare quello, deve lavorare per la squadra, deve lavorare per cercare di dare sponde, deve cercare di tenere palla. Se il gol non lo fa non mi interessa, anche se ha avuto una grandissima occasione in cima alla linea, non mi interessa, ma lui deve lavorare come ha fatto il secondo tempo. Gli ho fatto i complimenti, quando invece il primo tempo aveva cercato esclusivamente di andare ad attaccare la profondità. Mentre Fabris, la sostituzione che è stato il primo sostituito, è dovuto... Aveva i crampi, ho visto che aveva problemi alle gambe, quindi mi sembrava giusto che abbiamo un'altra partita, sabato dobbiamo vedere. Anche Fabris, anche se ha caratteristiche di essere un corridore, mi sembra che rispetto a noi sia ancora un po' indietro, poi deve capire i nostri movimenti. È quello che ho visto un po' più indietro rispetto agli altri per il tipo di movimenti che facciamo noi. L'ha già detto ieri, però, visto che ne ha parlato anche Lanini, che si teme anche il maltempo nel weekend e già il campo di Sant'Arcangelo non è sto granché, teme di più questo aspetto, teme di più magari a livello mentale un approccio sbagliato da parte dei suoi, o magari un primo tempo come il suo... No, non penso che ci sia una ripetizione del primo tempo di oggi, anche perché andiamo in ritiro adesso, quindi abbiamo tutto il tempo di ragionare su quello che non abbiamo fatto nel primo tempo. Proprio per questo, perché noi abbiamo una missione, dobbiamo portare il sogno al 2 maggio prima possibile. Quindi è vero che la Coppa Italia
è una bella competizione, volevamo passare, ma non era il nostro primo obiettivo. Il nostro primo obiettivo era il sogno del 2 maggio e quindi noi questa sconfitta ci deve fare bene, pensare che nessuno ci regala niente, tutti vorranno battere la capolista e quindi tutti daranno qualcosa di più. E sabato sarà così la partita, difficile, sporca, dura, quindi se non sei bravo sulle seconde palle puoi perdere. Siamo con Eric Lanini, autore del gol con cui il Padova aveva accorciato le distanze, purtroppo non è bastato. Innanzitutto come stai, perché comunque hai giocato una partita magari per tanti minuti dopo tanto tempo, quindi fisicamente come stai, e seconda cosa, che partita è stata? Ma è stata una partita che si è incanalata secondo me fin da subito in maniera difficile per il Padova, perché loro hanno trovato dopo poche azioni, dopo poco dall'inizio della partita il gol, quindi che dire, è iniziata male, però secondo me soprattutto nel secondo tempo siamo stati bravi a ribaltare le sorti della gara, abbiamo preso in mano il pallino del gioco, non siamo riusciti a trovare, a mio parere, un gol che meritavamo per amore di gioco che stavamo esprimendo soprattutto nel secondo tempo. Dal punto di vista mio, sì, era adesso non so quanto che magari mancava un po' il ritmo partita, ho fatto un pochettino fatica all'inizio, poi piano piano mi sono trovato sempre meglio in campo e purtroppo è andata così. Dobbiamo guardare adesso il campionato sperando che questa sconfitta serva di lezione, sia un campanello d'allarme, ma abbiamo secondo me nel secondo tempo soprattutto risposto bene. Niente, adesso sta a noi. Appunto, secondo tempo in cui avete risposto bene, forse anche grazie a dei meccanismi che si sono perfezionati dopo i primi 45 minuti. Com'è entrare in una squadra nuova, giocare e comunque riuscire a trovare appunto quell'armonia e quelle giocate con i compagni? Ma io, almeno dal punto di vista personale mio, ho cercato di mettermi subito a disposizione della squadra, entrando in punta di piedi. Cercherò di dare il mio contributo quando il mister e quando la squadra ne necessiterà. Ho trovato adesso questo gol che mi può dar fiducia, però diciamo che non mi fa essere contento al 100%, perché la mia prima ambizione, la cosa per me più importante è vincere, che la squadra vinca, era importante oggi vincere, quindi spero che i prossimi gol servano a portare magari dei punti importanti in campionato. Visto che forse, appunto, come hai detto, è meglio girare subito pagina, secondo te che partita sarà sabato a Sant'Arcangelo? A Sant'Arcangelo è una partita molto complicata, dobbiamo andarci con la mentalità giusta, con la testa giusta. Io all'andata ci ho giocato lì a Sant'Arcangelo, quindi è un campo veramente, non so, sentivo che era prevista anche pioggia, quindi sarà una battaglia da affrontare con la testa giusta, la mentalità giusta, che questa partita ci serva per dare quel qualcosina in più, non mollare niente, perché non abbiamo assolutamente ancora vinto il campionato e dobbiamo dimostrarlo sul campo ancora partita dopo partita. Adesso oltretutto arriva anche questo mini ritiro, potrà servire soprattutto a voi nuovi per integrarvi ancora di più. Sì, abbiamo sicuramente più tempo per stare con i compagni, per entrare nei meccanismi, per fare gruppo, che è una cosa che viene sicuramente ancora prima del campo, e poi sì, diciamo che per noi nuovi calza a pennello e dobbiamo prepararci e essere pronti già poi tra 3 giorni, mi sembra 4 giorni, quando ci sarà 3 giorni la partita con il Sant'Arcangelo, che ripeto è una partita fondamentale per il nostro percorso. Ultima domanda, so che è servito a poco, ma è comunque il tuo primo gol in maglia biancoscudata, a chi lo dedichi? Ma questo lo dedico a tutte le persone che mi sono state vicine, dalla mia famiglia, dalla mia ragazza, e al mio agente, che ha fatto sì che io potessi arrivare a Padova, e speriamo che sia il primo di una lunga serie qui a Padova.